Adriano Armelin, l'83enne massacrato nella sua abitazione a Pieve di Soligo lo scorso marzo, fu colpito con inaudita violenza per 29 volte. Ora al 36enne marocchino arrestato per il delitto viene contestato l'omicidio volontario aggravato. Tragedia in provincia di Pordenone, un elicottero monoposto è precipitato sul greto del Meduna. Il pilota, l'imprenditore bellunese Igor Schiocchetta, 45 anni, di Trichiana, è morto sul colpo. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata sarà presentato in Consiglio dei Ministri giovedì. Nel preconsiglio di oggi è stata esaminata la bozza. Zaia, giornata storica. Pomeriggio di passione per un guasto, la linea elettrica che ha provocato un blackout, disagi da Spresiano a Treviso, traffico ferroviario in tilt. Dopo una notte di lavoro per spegnere le fiamme, è il momento della conta dei danni all'Asolo Gold di San Zenone dopo il rogo di ieri sera, scongiurato il rischio inquinamento. Organici all'osso, stamane sit-in del personale amministrativo di fronte al Tribunale di Treviso. Lancia un appello al Ministro della Giustizia Nordio, serve un piano di assunzioni straordinario. Folle fuga in centro storico di Vicenza, poi Sperona. L'auto della polizia locale, denunciato e sanzionato 64enne trevigiano. La patente gli era già stata revocata per precedenti violazioni. Torna a volare l'aeroporto Canova di Treviso con oltre 2,5 milioni di passeggeri nel 2022, recuperato l'81% dei flussi del 2019, ultimo anno prima della pandemia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui vi dobbiamo dare conto in questa edizione del nostro telegiornale, a partire dal volo fatale di un imprenditore bellunese, 45 anni, morto stamane a Sequals di Pordenone. Lo faremo nella pagina del Bellunese. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna in diretta questa sera a partire dalle 21:15. Il tema è uno dei più caldi dibattuti del momento. Zelensky, il presidente ucraino Zelensky, ospite straordinario a Sanremo nella serata finale del festival. Siete d'accordo? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non siete d'accordo, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Dicevamo, i fatti sono tanti, a partire dal fatto di cronaca che un anno fa circa sconvolse Pieve di Soligo e l'intera Marca trevigiana, il massacro di Adriano Armelin, l'83enne ucciso nella sua abitazione a Pieve di Soligo. Al 36enne marocchino ritenuto il responsabile del delitto sarà data una riformulazione del reato da omicidio volontario aggravato a da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato. Questo è un punto nero nella nostra comunità, nel senso che quella porta che una volta era viva oggi è spenta e chiusa, quindi è un vuoto. Tutto è rimasto così, fermo, come se il tempo non fosse passato, fermo in quel tragico giorno quando Adriano Armelin fu massacrato. L'indagato Mohamed Boumarwan, il marocchino di 36 anni arrestato dai carabinieri, prima accusato di omicidio preterintenzionale, ora dovrà rispondere di un reato più grave, quello di omicidio volontario aggravato dalla finalità di rapina ed aver agito con crudeltà. La verità porta drammaticamente alla consapevolezza che questa persona ha agito consapevolmente o comunque lo ha fatto con un'efferatezza ancora più grave di quello che gli è stato imputato in un primo momento, e quindi credo sia giusto, proprio per quello che ha tolto, che possa pagare con la propria reclusione. L'anziano in pensione la sera del 25 marzo fu aggredito nella sua abitazione in via Schieratti a Pieve di Soligo e colpito violentemente in varie parti del corpo, in particolare al tronco e al capo, con calci, pugni e vari oggetti contundenti per ben 29 volte. Decisiva per la nuova imputazione il risultato dell'autopsia ed i riscontri del RIS dei Carabinieri di Parma, che si sono occupati delle indagini col nucleo
investigativo e militari della compagnia di Vittorio Veneto. Ad incastrare il 36enne non solo i colpi inferti, ma anche le tracce, in particolare sangue, trovate nell'abitazione dell'83enne. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha notificato in carcere una nuova ordinanza restrittiva firmata dal GIP. Giovedì 2 febbraio il 36enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo per l'interrogatorio di garanzia in cui dovrà difendersi da queste ultime contestazioni. Credo che questo caso sia esemplare per come sono state condotte le indagini, quindi ringrazio veramente le forze dell'ordine e tutti i magistrati che ci stanno lavorando per arrivare alla verità di ciò che è accaduto per un giusto giudizio. Una comunità, spiega il sindaco, che ha subito una ferita impossibile da rimarginare. La mancanza di Adriano Armelin è una cosa che manca, cioè la sua presenza manca a tutta la comunità, la presenza quotidiana in questa piazza, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano. Buona parte di Visnadello, frazione di Spresiano, al buio a causa di un guasto che ha interessato nel pomeriggio 4 centraline dell'Enel, centinaia le famiglie e le attività rimaste senza elettricità, piazza della frazione compresa. Mentre Enel cercava di risolvere il guasto, il sindaco Marco Della Pietra ha attivato ufficio tecnico e polizia locale. I vigili hanno gestito la circolazione in particolare lungo la Ponte Bana, dove i semafori erano spenti e rischiavano di verificarsi degli incidenti. I problemi sono stati risolti verso le 17:30. A Treviso ritardi invece alla circolazione ferroviaria anche in questo caso a causa di un guasto alla linea elettrica. Alcuni treni hanno subito dei ritardi fino a 70 minuti, ci sono state anche delle cancellazioni e questo tra le 14:40 e le 17:45, dunque un pomeriggio di passione. E ritorniamo alla serata di paura vissuta ieri a San Zenone degli Ezzelini per l'incendio divampato all'Asolo Gold. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, scongiurato il pericolo inquinamento. Il giorno dopo l'incendio divampato lunedì sera all'Asolo Gold di San Zenone degli Ezzelini si contano i danni. Fiamme altissime che hanno interessato il retro dello stabilimento di Via dell'Industria, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano, Castelfranco, Treviso, Montebelluna e Conegliano, da dove è giunto il carro aria per affrontare situazioni particolarmente critiche. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco, le cui origini sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'area attorno alla ditta è stata limitata dagli uomini e donne della protezione civile guidati dal presidente Sergio Favrin, che hanno seguito passo passo le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il timore maggiore all'inizio era legato alla presenza di bombole di gas all'interno della struttura. Ho parlato prima con i vigili del fuoco che effettivamente hanno fatto un'entrata alternativa appunto per questa paura di queste bombole, però per il momento non sembra escluso anche questa preoccupazione, in quanto sono riusciti a entrare dall'altro cancello e sono già intervenuti per questo problema. Sul posto si era recata la vice sindaca di San Zenone, Stefania Ziliotto, che si era subito informata sulle condizioni di salubrità dell'aria nella zona. Io mi sono già informata, non ci dovrebbero essere pericoli a livello di sostanze tossiche nell'aria e vi posso assicurare che io qui presente, a parte questo leggero odore di fumo, non sento nessun fastidio alle vie respiratorie. Pericolo scongiurato anche dalla stessa ARPAV che ha monitorato l'area per tutto il tempo. L'Asolo Gold è stata parzialmente riattivata, i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati in mattinata per fare i sopralluoghi e fare chiarezza sulle cause del rogo e capire, assieme ai responsabili della ditta, le condizioni della parte di struttura intaccata dall'incendio. Dalla cronaca alla politica, il disegno di legge sull'autonomia differenziata sarà presentato in Consiglio dei Ministri giovedì. Questo l'esito del pre-Consiglio dei Ministri di oggi, in cui viene spiegato è stata esaminata la bozza di testo diffusa nella serata di ieri ed è stato deciso qualche ritocco. Al momento non viene specificato quale. Si tratterà di una giornata storica, afferma in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia. Non solo si darà risposta a chi come il Veneto da anni ha chiesto di avviare questo progetto sancito nella nostra regione dal referendum del 2017, ma sarà finalmente l'occasione per dar corso ai dettami dei padri costituenti, dice Zaia, che solo ieri a Venezia aveva affrontato la questione con la ministra alle riforme Casellati.
Il caso Cospito, con le scritte a favore della liberazione dell'anarchico sui muri del centro di Treviso. Il sindaco Conte promette che saranno ripuliti e torna alla mente l'attentato al K3 contro la Lega. Ma di Cospito, del 41 bis, ha parlato oggi in una conferenza stampa il ministro alla giustizia Carlo Nordio. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro malgrado lo sciopero della fame intrapreso, in città proprio gli anarchici imbrattano i muri del centro per chiederne la liberazione, prese di mira via Ortazzo e Calle del Podestà. E hanno colpito soprattutto per arroganza e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti della comunità trevigiana. Ovviamente adesso provvederemo a sistemare questi imbrattamenti e io spero che attraverso le videocamere di sorveglianza si possa anche stabilire chi è stato l'autore di queste scritte, perché è giusto che chi fa questi gesti, indipendentemente dal processo o no, poi venga responsabilizzato e paghi i danni. Sul piano politico è ancora fresca la ferita causata dall'attentato alla sede provinciale della Lega Trevigiana al K3 di Villorba nell'agosto del 2018, per la quale è stato condannato a 28 anni di reclusione l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernández. Il secondo ordigno lasciato sul pianerottolo esterno avrebbe potuto ferire chiunque fosse uscito sulla scala d'emergenza e tra i militanti presenti quella sera a una riunione c'era l'assessore trevigiano Alessandro Manera. Secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini, perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave o comunque è stato una coabitazione esterna che non è mai piaciuta e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone. Scontri con polizia e carabinieri nel novembre del 2022, i fatti nella città del Santo, a Padova, misure nei confronti di 7 militanti dei centri sociali, ci sono anche dei trevigiani. I poliziotti della Digos e i carabinieri di Padova hanno bussato all'alba denunce e perquisizioni nei confronti di esponenti dei gruppi antagonisti di tutto il Veneto. 7 persone sono state denunciate per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali ad appartenenti alle forze dell'ordine. Gli episodi risalgono allo scorso novembre e sono avvenuti tutti a Padova. Il primo nella notte del 5 novembre, quando una macchina dei carabinieri è stata cerchiata da una quarantina di persone del centro sociale Pedro che volevano impedire il controllo di un ragazzo in via Ticino. Il giovane era stato fermato dai carabinieri che lo volevano identificare. Ha iniziato ad urlare per richiamare gli attivisti del Pedro che sono accorsi con i volti coperti, accerchiando l'auto e aggredendo i militari. Appena 4 giorni dopo, i militanti dei centri sociali invece sono stati protagonisti anche di violenti scontri con la polizia durante uno sgombero di un alloggio popolare in via delle Melette, zona Palestro, e poi sotto la sede dell'Ater di Padova. Visti gli episodi ravvicinati, la procura aveva deciso così di aprire un'indagine che ha portato oggi alle 7 misure nei confronti di esponenti di spicco dell'area antagonista padovana, veneziana e trevigiana. Per tutti l'obbligo della firma in questura, per 4 di loro anche l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Eseguite dalla Digos di Padova e dai carabinieri anche 13 perquisizioni in abitazioni a Padova, Vicenza, Venezia e Treviso a carico di altrettante persone, tutte indagate. Durante le perquisizioni la Digos ha sequestrato ad un attivista 3 pistole tipo soft air senza dispositivi di sicurezza. Fatti di cronaca, vecchie e nuove tensioni che vanno comunque a ingolfare i palazzi di giustizia. Dal Tribunale di Treviso questa mattina è partito l'ennesimo allarme per la carenza di manodopera, di personale anche amministrativo. Chiediamo all'onorevole Nordio, Ministro della Giustizia, di intervenire al più presto, come lui stesso ha già dichiarato a ottobre, per mettere mano ad un piano di assunzione straordinario che possa finalmente risolvere questo grave problema della carenza di personale amministrativo. Per mandare avanti la giustizia serve urgentemente un piano di assunzioni straordinario e la richiesta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio avanzata dai lavoratori della Procura di Treviso riuniti in assemblea fuori dal Tribunale.
Da tempo i lavoratori del comparto amministrativo si sono mobilitati. In 2 occasioni l'anno scorso hanno proclamato lo stato di agitazione, incontrando il prefetto per un tentativo di conciliazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, senza purtroppo ottenere esiti positivi. La carenza di dipendenti è cronica e insostenibile, lamentano i dipendenti. Su una pianta organica di 50 anni fa, che prevede 42 lavoratori, ne sono in servizio solo 26. Dovendo assistere un procuratore, 12 sostituti procuratori e più tutti gli altri uffici che girano intorno alla procura, dalle esecuzioni alle spese di giustizia, i consulenti che aspettano di essere pagati, gli sportelli dove giustamente il pubblico chiede casellari giudiziari e quant'altro, il dibattimento, insomma siamo veramente pochi. Per il sindacato inoltre le nuove assunzioni non dovrebbero preoccupare anche dal punto di vista economico. Alcune attività sarebbero, tra virgolette, autofinanziate perché ad esempio tutti i reati collegati ai bonus edilizi e quant'altro, se ci fosse una squadra di amministrativi in supporto di un magistrato ci sarebbe un recupero di gettito enorme che ripagherebbe abbondantemente quello che si spende per le nuove assunzioni. La carenza di personale sulle piante organiche negli enti statali della provincia è altrettanto grave. Dalla prefettura che ha una scopertura del 50%, l'ufficio scolastico supera il 50%, credo sia sul 70% di scopertura organica e quindi ci vuole una politica di assunzione e una politica anche di pensare al futuro. Abbiamo bisogno di un ricambio generazionale. Il 25 settembre scorso Mariana Triasco muore in Ucraina, è un'infermiera che viveva nel Trevigiano con la famiglia. Ebbene, sono passati 4 mesi, ma per lo Stato italiano è ancora viva. Il marito è disperato. Mariana è morta al fronte in Ucraina il 24 settembre dell'anno scorso, colpita da un drone russo. Era andata ad aiutare il suo popolo come infermiera, poi promossa a medico sul campo. Sono passati 4 mesi. Il funerale è stato celebrato nel suo paese, quel paese che lei tanto amava. Ma Mariana, per l'Italia, è ancora viva. Questo perché il marito Edgardo non ha il certificato di morte. Per la burocrazia italiana è ancora viva. Infatti il comune di Villorba nel Trevigiano non cancella ancora mia moglie dall'anagrafe e io ho dei problemi. Una situazione paradossale. La vita di Edgardo e dei suoi bimbi si è fermata. Dal mutuo cointestato a qualsiasi pratica o documento da fare. Impossibile. Mariana, 37 anni, non c'è più, ma nei documenti lei continua ad esserci. Eppure le immagini del funerale di Stato che hanno girato su tutti i social non bastano. Serve un certificato disperso in un paese nel pieno del caos bellico. Ci sono anche altri problemi perché l'auto con targhe italiane di mia moglie è rimasta lì in Ucraina, non si sa se esiste ancora, se è stata trafugata, se è stata presa dai parenti di mia moglie, non lo so. Poi per ogni documento che devo fare mi chiedono il certificato di morte, attualmente io non ce l'ho. Nelle parole di Edgardo, guardia giurata nel Villorbese, la disperazione di una situazione che non sembra sbloccarsi. Sono passati 4 mesi e mezzo e io non so come andare avanti. C'è anche il problema del primo figlio di mia moglie che dovrei adottare, però mi trovo bloccato proprio perché manca questo certificato di morte, quindi chiedo alle istituzioni italiane di sbloccare la situazione sempre se ci riescono. Di Mariana gli rimane l'orgoglio, ma anche una punta di amarezza. Mia moglie ha sacrificato la sua vita per il suo paese. Però con la sua morte i problemi ce l'ho io e i miei figli. Vi raccontiamo adesso la folle fuga per le vie del centro storico di Vicenza di un trevigiano di 64 anni. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento di auto di servizio, oltre alla maxi sanzione da oltre 5.500 euro. Si tratta di un 64enne della provincia di Treviso, fermato dalla polizia locale dopo una fuga a gran velocità per le vie del centro storico di Vicenza. Tutto è successo domenica pomeriggio, quando incontra Vittorio Veneto, gli agenti hanno notato l'uomo che guidava l'auto senza cinture di sicurezza.
All'ALT degli agenti si è dato alla fuga e di lì è partito l'inseguimento folle a sirene spiegate da Contraponte Pusterla fino Viale Grappa e contromano in via Valleggio sul Mincio, inseguito dalla pattuglia fino in via Peschiera, quando l'uomo ha tentato una brusca manovra per cercare di sfuggire agli agenti, speronando in retromarcia l'auto di servizio. Fermato e identificato, è risultato senza patente perché revocata per violazioni al codice della strada. Oltre alla denuncia, per lui è scattata anche la sanzione per non essersi fermato all'ALT, per le manovre pericolose e l'alta velocità, oltre che per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la confisca dell'auto. Continuano le segnalazioni di truffe. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno denunciato ben 11 persone, tutte accusate di aver messo a segno delle truffe online dopo aver proposto l'acquisto dei beni più svariati, da una termocaldaia, cellulare, bancali di pellet, acquari, cesoie, fino a una Vespa. L'invito ancora una volta è quello di non fidarsi e verificare bene prima di effettuare bonifici a chi propone vendite online o attraverso comunicazioni telefoniche. La politica, entriamo in casa Lega. Ieri sera a Povegliano il primo vero confronto fra i candidati alla segreteria della Lega provinciale. L'obiettivo è quello di riportare la Lega a fare la Lega, a fare tutto quello che sapeva fare, che abbiamo dimostrato di poter fare negli anni passati in provincia di Treviso. Treviso è la provincia più leghista d'Italia, è comunque la provincia che in Veneto ha più storia, più tradizione, più peso specifico politico, e Treviso deve ritornare ad essere al centro della politica leghista veneta, in modo da poter collaborare propositivamente con il Veneto ed essere magari anche condizionante verso le politiche della segreteria federale. La Lega ritorna a fare la Lega, dice l'alfiere dei salviniani della Marca Dimitri Coin, a margine del primo confronto fra sindacati alla segreteria del Carroccio provinciale al centro sociale di Sant'Andrà a Povegliano. Oltre a Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, assente giustificato Giuseppe Paolin, ognuno espressione di un'anima. Dussin, vicino alle posizioni più ribelli dell'europarlamentare da Re, guarda a Milano, partendo però dal voto delle politiche di settembre. Essere interprete dell'esito delle votazioni del mese di settembre scorso. E vuol dire che i cittadini elettori, che sono i soci di maggioranza del nostro movimento, hanno mandato un segnale chiaro alla dirigenza della Lega. E io mi presto per vedere se, dando una mano al futuro Consiglio regionale Veneto, riusciamo a indirizzare meglio gli orientamenti politici di Via Bellerio. Confronto riservato, quello di Povegliano, a militanti e tesserati, presenti diversi amministratori. Chiaro che la partita si giochi soprattutto in vista delle comunali a Treviso. Forse anche per questo Barbisan, attuale capogruppo della Lega proprio a Casugana, sembra cercare una mediazione tra nuova e vecchia guardia, spiegando così perché la Marca sia ancora in attesa di un segretario. Treviso è sempre stata una realtà molto particolare all'interno della Lega Veneta e della Lega Nord, e quindi il fatto anche che siamo 1000 militanti, che esprimiamo molte personalità che all'interno del partito si sono date tanto da fare, questo arricchisce il dibattito e io non ci vedo nulla di male. Sono stati circa 15 milioni passeggeri transitati nel corso del 2022 nel polo aeroportuale nord-est, che comprende gli scali di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Il dato reso noto oggi rappresenta un recupero dell'81% del traffico del 2019, anno di riferimento prima della crisi determinata dalla pandemia. L'aeroporto Canova ha gestito oltre 2.600.000 passeggeri da inizio anno, con un recupero dell'81% dei flussi, sempre appunto relativamente al 2019, una crescita alimentata dagli investimenti sullo scalo di Ryanair e Wizz Air. I principali mercati internazionali sono stati Romania e Spagna. L'89% dei passeggeri ha viaggiato su destinazioni internazionali. I passeggeri su destinazioni domestiche sono stati invece 284.000. Principali rotte sono state Bruxelles, Bucarest, Tirana, Lamezia Terme e Parigi. La Camera di Commercio di Treviso Belluno oggi ha presentato il proprio bilancio consuntivo del 2022. Vediamo quali sono state le progettualità e quali saranno le prospettive.
Presentato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno il preventivo economico in vista del 2023. Più risorse nel territorio per le imprese, digitalizzazione, internazionalizzazione e promozione. Direi che è un risultato importante, grazie soprattutto a un'azione che il sistema ha fatto nei confronti del governo, che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che quel 10% che dovevamo dare del taglia spese rimanga nel territorio, e con questo ci permette di mettere nel territorio €1 milione in più per i prossimi anni. Le principali novità sono state illustrate dal presidente Mario Pozza e dal segretario generale Romano Tiozzo. Un tesoretto di €6 milioni, di cui si utilizzerà €1 milione all'anno. Totale €7.300.000 di budget per le iniziative promozionali, dove €1.400.000 per attività svolte con il sistema e 6 per interventi economici diretti della Camera di Commercio, transizione digitale e internazionalizzazione, supporto alle imprese, turismo e altri settori. Quindi un territorio vivace che nonostante la crisi dà i suoi numeri, 36.000 certificati Export sono un numero, una chiave di lettura molto importante, quindi un'iniezione di fiducia anche per il sistema economico. Alle iniziative si aggiunge il potenziamento della piattaforma SUAP, sportello unico attività produttive, che permette alle imprese di velocizzare enormemente le procedure per ottenere pratiche, a cui però aderiscono tutti i comuni bellunesi e solo metà dei trevigiani. La sperimentazione dello sportello virtuale è il progetto acquisizione di crediti con la piattaforma Sibonus. Stamattina era presente ad un evento a Treviso Alessandro Benetton, che ha parlato di Olimpiadi e autonomia, fra le tante cose. Io penso che l'Italia è già piccola, no? Io penso per definizione generazionalmente, credo, all'Europa. L'Italia è un piccolo pezzo d'Europa, secondo Alessandro Benetton, che in un incontro alla 21 Gallery di Treviso ha illustrato la sua posizione sul percorso dell'autonomia e altri temi di attualità. È chiaro che tante volte ci possono essere degli aspetti, per cui io vedo all'allargamento dei confini, non alla restrizione da imprenditore. E allo stesso tempo mi rendo conto che ci sono tanti temi che richiedono delle peculiarità o delle focalizzazioni locali, no? Che porterebbero a dirci che le cose più piccole possono essere, no, o più circoscritte, possono essere gestite con più facilità. Io penso che dobbiamo avere tutti il buon senso per sapere che queste due cose vanno viste come opportunità e non come ragione di divisione. Efficienza innanzitutto, sostiene Benetton, che rilancia il tema delle Olimpiadi, ammettendo ritardi evidenti, ma invita a guardare all'evento con ottimismo, in quanto vetrina fondamentale per il Paese. Io penso che il lavoro che avevamo fatto con i mondiali di sci sia stato un lavoro che ha dimostrato che esiste una compatibilità tra sostenibilità ecologica, ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e parlare di pulizia dei canali. Lavori di pulizia dei tre Cagnan, Pescheria, Siletto, Buranelli. Sono quelli iniziati da Viale Burchiellati con lo scavo e la rimozione di uno strato di 40 cm di limo. Un intervento che non veniva eseguito da oltre 20 anni. Questo importante intervento serve per dare un miglior deflusso alle acque. Nel contempo andare a fare un miglioramento igienico-ambientale, quindi levare quella parte di limo, barra, fognatura, eccetera, che è sempre presente in attesa di avere le fognature collegate al depuratore comunale e poi anche per una questione anche di bellezza, di turismo. 2.200 metri di lunghezza, 400.000 euro di investimento e con eventuali risparmi si metterà mano anche al canale delle convertite lungo via Girolamo Emiliani. Prima di dare avvio ai lavori la fauna ittica è stata messa al sicuro. Serviva per forza il nostro aiuto perché altrimenti i pesci sarebbero morti. Abbiamo recuperato qualche quintale di trote di pesce pregiato e li abbiamo immessi nel sile.
Zona, quella del centro, non collegata alla fognatura. Il progetto è in fase esecutiva, spiega il sindaco Mario Conte. La prima area ad allacciarsi sarà Città Giardino, ma le analisi dei fanghi rivelano che a livello ambientale i canali sono comunque in buona salute. Per fortuna i fanghi non sono inquinati, vanno in categoria A, quindi basterà essiccarli e portarli in una discarica comune. Ha spento oggi le 100 candeline nonna Assunta De Zottis di Saletto, di Breda, di Piave. La festa oggi pomeriggio attorniata dai suoi cari, ultima di 7 fratelli. Assunta, che si è sposata con Guerrino Zavotti, ha avuto 3 figli, Sergio, Gianni e Fiorenza. Grande amante delle piante e dei fiori, fin da bambina ha sempre collaborato con la famiglia nella gestione dei vivai a Saletto e Susegana, ancora oggi gestiti dai nipoti. A farle gli auguri oggi anche il sindaco di Breda Cristiano Mosole e il parroco Don Filippo, auguri ai quali ovviamente ci aggiungiamo anche noi della redazione di Antenna 3. Adesso andiamo a Belluno. In apertura per la cronaca dal bellunese la tragedia che si è consumata oggi a Sequalsa. Siamo in provincia di Pordenone. Un piccolo elicottero monoposto è precipitato sul greto del Meduna. Il pilota, l'imprenditore bellunese molto noto Igor Schiocchetta, 45 anni, di Trichiana, è morto sul colpo. Ancora senza un perché, Igor Schiocchetta, 45 anni, di Trichiana di Borgo Valbelluna, è morto sul colpo precipitando a bordo del suo elicottero, un CH-7C1 monoposto, sul greto del Meduna, nella zona di Sequals, in provincia di Pordenone. Un testimone ha riferito di avere visto il velivolo roteare in modo anomalo e poi sparire. Davanti a Igor Schiocchetta volava l'amico di una vita, Alessandro Bogo, consigliere dell'Aeroclub di Belluno. Erano partiti assieme stamattina, sembra, per andare a ritirare il monoposto di Igor, un ultraleggero tra i più venduti e i più sicuri, e probabilmente una volta recuperato il mezzo stavano rientrando a Belluno. Bogo, che potrebbe aver visto precipitare l'amico, è atterrato con il suo velivolo a poca distanza. Davanti ai suoi occhi solo rottami. L'allerta all'aeroporto di Aviano ha mobilitato i soccorsi. L'area dello schianto è stata delimitata, la raccolta di elementi utili alle indagini immediata. Con i carabinieri nella zona anche i tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell'emergenza sanitaria regionale. La notizia della morte di Igor Schiocchetta, titolare di un'azienda di pitture e verniciature a Trichiana, ha sconvolto la comunità bellunese. Igor era molto conosciuto per la sua professione e soprattutto per la sua passione per il volo. Aveva conseguito più abilitazioni. Volava con il deltaplano, con l'Aliante e con il suo elicottero. Pilota espertissimo, con una profonda conoscenza del territorio di tutto l'arco alpino, dice di lui Davide Zampieri, vicepresidente dell'Aeroclub di Belluno. Ma Igor Schiocchetta amava anche i motori. La sua ultima gara lo scorso novembre al 39esimo Rally di Bassano. Schiocchetta lascia 2 figli e attorno a loro si sono stretti familiari e amici. Tra l'altro c'è anche una nota di cordoglio di poco fa del Confartigianato Imprese di Belluno. Schiocchetta era un associato e c'è anche una notizia dell'ultima ora, perché l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un investigatore sul sito proprio a Sequalsa, in provincia di Pordenone. I temi occupazionali, ovviamente in primo piano c'è la questione della Safilo. Dopo l'annuncio shock da parte dell'azienda, giovedì tra l'altro ci sarà il tavolo istituzionale sindacale convocato a Longarone dal sindaco Roberto Padrin nella sua doppia veste di primo cittadino e presidente della provincia di Belluno. Oggi l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzani, intervenuta nella nostra prima edizione del telegiornale, ha affermato: Safilo deve restare a Longarone. Noi abbiamo chiesto a Safilo un ripensamento rispetto a queste strategie, evidentemente, perché è un'azienda importante, perché è importante che resti lì, è importante che resti in Italia, ovviamente, dove ha garantito che resterà. Noi abbiamo altri 2 stabilimenti che ci riguardano, quello di Padova, che è più logistica, e quello di Santa Maria di Sala. Però Longarone, come dicevamo, è il centro dell'occhialeria e quindi quel grande stabilimento ha bisogno di essere rianimato, che ci si porti produzioni. A Safilo diciamo: ripensa al tuo perimetro, guardiamoci attorno per fare in modo che i lavoratori, se c'è da alleggerire ancora, se c'è da fare qualche altra scelta, trovino gli spazi di un accompagnamento veloce, ma sediamoci a un tavolo e ragioniamo insieme. Questo è quello che abbiamo detto a Safilo.
Cordata algerina per il rilancio del Nevegal. Dopo le smentite da manuale di Palazzo Rosso, la notizia anticipata lo scorso 3 gennaio dal nostro telegiornale è stata confermata dallo stesso primo cittadino che sulla questione ha risposto a un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Insieme per Belluno Bene Comune. C'è stato anche questo incontro con gli Angerili e risale anche allo scorso novembre. Erano esponenti di una società finanziaria internazionale interessata a sondare vari scenari di investimento nei settori industriale e turistico. C'è voluta un'interrogazione per mettere un punto definitivo alla vicenda relativa all'interesse manifestato da una cordata algerina per il rilancio del Nevegal. La notizia anticipata dal nostro telegiornale lo scorso 3 gennaio e liquidata con il no comment dell'assessore competente Franco Roccon era stata minimizzata anche dal sindaco De Pellegrin nel servizio andato in onda il 5 gennaio. Io ho solo avuto una telefonata di poter avere un incontro per potenziali persone che possono essere interessate a questo tipo di sviluppo turistico del Nevegal. Finché non ho cose certe, io sicuramente più di questo non posso dire. Invece le cose stavano diversamente. Ieri sera in Consiglio Comunale il primo cittadino ha risposto così all'interrogazione presentata dal gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. L'incontro con gli imprenditori algerini, non un colloquio telefonico, c'è stato. In questo incontro si è parlato di turismo e delle sue aree di sviluppo. Tra queste non poteva mancare il nostro Nevegal. E neanche seguita poi una visita e sono rimasti assolutamente colpiti. Non c'è nulla di più. Occhi sul Nevegal, quindi, con l'idea di ampliare la schiarea, con l'ipotesi di realizzare un impianto che salirebbe dal versante trevigiano al Visentin e di investire sulla ricettività del colle, oltre all'interesse ad acquisire il know-how di una delle più note aziende europee nel campo farmaceutico che ha sede a Santa Giustina. De Pellegrin ha parlato di una fase esplorativa del nostro territorio. Certo che rappresenterebbe una grande prospettiva interessantissima per noi per lo sviluppo per il Colle e vi dico che per ora credo che sognare non conti nulla, non costi nulla. Perplessi i consiglieri di Insieme per Belluno Bene Comune, visto che è prossima la pubblicazione del bando per la gestione degli impianti del Colle. È evidente che non c'entra nulla questa vicenda con il bando, ma non è altrettanto evidente che questa notizia non possa influire sul bando. E questo sarebbe abbastanza grave. La soprintendenza di Venezia ha dato il suo parere favorevole alla realizzazione del collegamento sciistico tra Padola, Passo Montecroce e la Pusteria. Ci sono voluti 20 anni di attesa e un'infinità di difficoltà da superare per ottenere il via libera al progetto che apre una prospettiva di sviluppo turistico per le terre alte. L'intervento, oltre all'impianto sciistico vero e proprio, prevede la valorizzazione della linea di confine tra l'ex Repubblica di Venezia e il Tirolo Asburgico, oltre alla realizzazione di una serie di progetti culturali che riguardano tutti i comuni del Comelico. Nei prossimi giorni, dopo l'esame delle prescrizioni imposte dalla soprintendenza, potranno essere avviati contatti con la società Draizinen, che è partner dell'esecuzione dei lavori, sui quali saranno investiti una quarantina di milioni di euro. Diocesi, provincia di Belluno e DMO hanno siglato un protocollo d'intesa che dà nuovo slancio alla gestione, promozione e sviluppo del cammino delle Dolomiti. 30 tappe, 500 km di sentieri nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Un'avventura che è un sogno partito nel 2005, nato dal Sinodo diocesano. Da allora il Cammino delle Dolomiti, ispirato alla filosofia del Cammino di Santiago de Compostela, si snoda in un territorio che è casa comune. Punto di partenza e arrivo è la Basilica Santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre, e da lì abbraccia l'intero territorio provinciale con lo scopo di unire fra loro i luoghi della fede e i siti di interesse storico, artistico e ambientale. Oggi il cammino compie 18 anni e riparte con slancio, con un progetto legato alla sua gestione, al suo sviluppo e la sua promozione. Il camminare, penso che in questo tempo, lo chiamo un tempo difficile, voglia dire proprio il bisogno che c'è di cose autentiche, di cose che esprimano il di più, quello che ancora non abbiamo capito e compreso e scoperto. Nella sede della Curia Vescovile di Belluno stamattina la firma del protocollo d'intesa che mette insieme la diocesi, la provincia e la DMO. Questa è un'occasione per puntare soprattutto ad una sinergia sempre con la diocesi, con la DMO Dolomiti, di promuoverlo, ma anche di cercare di fare degli interventi sulla segnaletica, sulle manutenzioni che sono indispensabili per poter accogliere nel miglior modo possibile i nostri turisti. Questo per noi è un prodotto turistico importantissimo perché permetterà a chi viene
nel nostro territorio a farlo, di dare beneficio al nostro territorio, perché sceglierà dove mangiare, dove dormire, attraverserà un ambiente autentico, attraversando la storia, la cultura, la gastronomia. Vetrina d'eccezione la Borsa Internazionale del Turismo di Milano il prossimo 13 febbraio, quando sarà presentato anche il nuovo sito di destinazione e il nuovo marchio della provincia di Belluno. Il Cammino delle Dolomiti rilancia alla riscoperta delle piccole comunità. Le piccole comunità dicono la vita quella che è stata anche sofferta, goduta, costruita insieme. Nel cammino c'è il tempo trascorso per la beatificazione di Papa Luciani, la sua terra d'origine che è sede di tappa, una promessa aperta. Io penso che nel prossimo futuro si capirà di più il territorio attraverso quello che è stato Luciani, anche il suo magistero, così di immediatezza, di cose vere che arrivavano al cuore e viceversa. Io non ho altri aggiornamenti da darvi, da Treviso e Belluno è tutto anche per questa sera, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Alta pressione delle Azzorre sull'Italia. Febbraio esordirà con tempo stabile e clima un po' meno freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì vedrà un ampio soleggiamento, precipitazioni assenti. In pianura maggior probabilità di formazione di foschie o locali banchi di nebbia, specie nelle ore più fredde. Altrove cielo sereno o velato. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 1 e meno 3 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo variabile, aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, estese gelate in pianura, verso sera possibili nebbie o foschie su pianura e costa. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, vedete, con addensamenti specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.